Silicosi polmonare, la strage dimenticata dei nostri migranti. Apriamo con questo approfondimento del Gazzettino di Belluno. L'edizione di oggi dedicola a Belluno di lunedì 25 agosto 2025. L'articolo a firma di Daniela De Donà. La polvere che uccide nelle cave del Belgio e dentro le gallerie si nascondeva un nemico invisibile. I minatori perivano a 50 anni fra atroci dolori, ma fino al 1975 non fu fatto nulla. Poussiera, una parola a calco dal francese, la lingua delle miniere del Belgio che ne comprende tante altre, ha dentro di sé l'eco soffocante della polvere, quella sporca delle gallerie, magari carica di frammenti di quarzo che trasformano i polmoni in sassi. Ha dentro anche tante storie legate alla silicosi, la malattia che in terra bellunese per l'appunto è nota come Poussiera, per non dimenticare una pagina dura della storia bellunese che si va ad affiancare a lutti e drammi, uno per tutti al nome di Marcinelle. L'associazione Bellunesi nel Mondo ha pensato ad una pubblicazione Silicosi, un olocausto della montagna veneta, scritta da Egidio Pasuc, e ad un incontro pubblico per non dimenticare quei lavoratori che si sacrificavano spesso coscientemente per dare un futuro ai loro figli e alle loro famiglie. L'appuntamento è fissato per il 15 settembre alle 16 a Valle Imperina, comune di Rivamonte a Gordino. Interverranno oltre all'autore per i saluti al sindaco di Rivamonte Antonio Di Franco, segretario generale Fillea CGL Gian Marcello D'Ambroso, ex dirigente dell'unità di pneumologia dell'ospedale San Martino di Belluno, e Oscar De Bona, presidente dei Bellunesi nel Mondo. La battaglia in verità venne combattuta su più fronti, tant'è che tra i protagonisti che puntarono a porre fine al dramma burocratico previdenziale furono molti medici, tra cui Valentino Dal Fabbro, che lavorò all'ospedale di Belluno dal 1934, attivo in particolare nel sanatorio, il reparto che a San Gervasio ospitava tubercolotici e silicotubercolotici, e che divenne primario dal 1950 nel reparto che si chiamò broncopneumologia. E fece la sua parte pure l'Associazione Bellunesi nel Mondo, già in prima fila a favore dei diritti dei silicotici, quasi 60 anni fa alla sua nascita, quando si chiamava Associazione Emigranti Bellunesi. Vediamo in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la copertina del libro di prossima uscita, dal titolo, lo avete sentito, Silicosi, l'olocausto dimenticato della montagna veneta, e un primo piano anche dell'autore. Parliamo di Egidio Pasuc, autore della ricerca che porta alla luce, attraverso dati, ricostruzioni, testimonianze e interviste, una strage troppo a lungo dimenticata. Gente condannata a morte nel secondo dopoguerra ogni 3 anni era un Vaillant, l'autore della ricerca. Difficile reperire dati certi, ma hanno perso la vita almeno 10.000 bellunesi. E una delle prefazioni è firmata da Luciano Onder, voce rauca, passo pesante, mio nonno, una delle vittime. Luciano Onder, a lungo volto direi 2, aveva parenti feltrini, andava in Vallonia per 5 mesi, poi tornava. Lo rivedo ancora sorridente, ma con il respiro faticoso. Il nonno era andato per anni, tra autunno e inverno, a lavorare nelle miniere della Vallonia in Belgio. Quando tornava masticava in continuazione tabacco. Da ragazzino non capivo niente, ma mi pare di sentirne ancora l'odore. Poi realizzai da dove veniva quell'abitudine. Sottoterra, dentro le gallerie di carbone, non si poteva fumare, era un vizio, una necessità da cui non riusciva a staccarsi. Così Luciano Onder ricorda la figura di Celso Recchi, il nonno materno, nella cui casa, a Caupo di Srendelgrappa, trascorse per anni i mesi estivi. Lo rivedo anziano, con il respiro faticoso, non usciva dalla sua stanza, la sua voce era rauca, il passo lento e pesante. Dissero che aveva un tumore alla gola. Non sappiamo con sicurezza se fosse silicosi, di certo aveva respirato ossidi e polveri. Il conduttore di Medicina 33 ha firmato la prefazione del volume Su quegli anni bui, porto il ricordo nel cuore. E ancora un altro approfondimento a firma di Daniela De Donà. Mezzo secolo fra i primi segnali, un medico girò la provincia per avvisare tutti del pericolo. Il dottor Dalla Valle aveva intuito i rischi del mestiere. Il silicio è contenuto in molte rocce e l'esposizione era massima. Ed ecco quindi la copertina del libro Silicosi, l'olocausto dimenticato della montagna veneta. Per maggiori informazioni potete contattare direttamente gli uffici dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. E dopo questo approfondimento del Gazzettino di Belluno diamo spazio ai titoli presenti sulla prima pagina. Purtroppo si apre con 2 tragedie avvenute a poche ore di distanza. Questo è il titolo a piena pagina: emergenza suicidi, Renato Pante trovato dopo 7 ore in una forra del Cismon dagli speologi subacquei. Il secondo episodio a Zermene, Luigino De Bacco si toglie la vita nel giorno del matrimonio del nipote, titolare di una azienda vinicola. Gli approfondimenti di Longhi li troveremo a pagina 7.
Alemagna, forte temporale, ma l'Alemagna riapre dopo un'ora, dalle 19 alle 20, il momentaneo stop al controesodo, l'ANAS interviene subito, l'articolo di Bolzonello a pagina 9. E la foto di copertina è dedicata appunto allo speciale che abbiamo appena letto, Silicosi, la strage dimenticata, morirono 10.000 bellunesi, l'approfondimento comunque per chi vorrà comprare il quotidiano Il Gazzettino di oggi lo troverà da pagina 2 a pagina 3. Il lupo sbrana le capre domestiche, paura a Villa Bruna, l'articolo di Alessia Dallò a pagina 8. E ancora Cortina, vola per 40 metri e riesce a sopravvivere, salva per miracolo sessantenne del Colorado, tragedia sfiorata ieri a quota 2575 metri del rifugio Nuvolao, affacciandosi all'inizio della ferrata Ragusela. Una turista statunitense è scivolata ruzzolando per 40 metri tra le rocce, fermandosi su un terrazzino originatosi a seguito di una piccola frana. Sotto di sé c'era una parete di 100 metri. L'approfondimento a pagina 9. Ponte nelle Alpi, bagno guasto chiude anche il camper delle poste, la firma di Santin a pagina 8. E ancora Federica Fanta a pagina 5 scrive un articolo riferito al capoluogo, Trillo più mezzi e corse per il servizio a chiamata. Per lo sport, Dolomiti cresce l'autostima e il DS Gugliarelli, la squadra ha già la sua identità, l'articolo di Lazzarina, pagina 11. Curling, Euro Super Series, semifinale amara per il team Costantini, l'articolo di Dibona a pagina 13. E ancora corsa su strada, Giro delle Mura, premiati gli sforzi degli organizzatori, l'articolo di Mammani a pagina 15. Dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno passiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Chiusi oltre 100 negozi, notizia in primo piano quindi che riguarda l'economia veneta e bellunese. Allarme di Confcommercio Veneto sulla crisi del settore, interventi per bloccare l'emorragia, serve un cambio di rotta immediato. A Belluno la percentuale più alta in regione, meno 29%, nei 7 capoluoghi perse 2.551 attività in 12 anni. Da una brutta notizia economica ad una bella invece, sempre per quanto riguarda l'economia bellunese, Federalberghi, la montagna piace ai giovani e gli imprenditori, diamo servizi e si trasferiranno. Gli approfondimenti di Dalmas da pagina 14 a pagina 15. Tragedia a Sovramonte, musica in lutto, addio al maestro Renato Pante, l'articolo di De Barba, pagina 19. E ancora Neve Gale, incidente a Belluno, auto sfonda al guardrail, illeso il conducente, l'approfondimento a pagina 16. La foto di copertina del Corriere delle Alpi invece dedicata allo sport, è spettacolo sul Neve Gale con le gare di downhill. In Coppa Italia, bene i bellunesi, Bacchetti e Borsoi, promosso a pieni voti il tracciato sulla Conca. Addentriamoci quindi all'interno del Gazzettino di Belluno, dopo aver letto appunto lo speciale dedicato alla silicosi, notizia a pagina 5 che ci porta nel capoluogo, nuove corse da settembre, anche Trillo cambia marcia, il sindaco Oscar De Pellegrin, aumento dei mezzi da e per Castion, prenotazioni solo mezz'ora prima. L'incidente, sfonda il guardrail e vola con l'auto in una scarpata, lo schianto sabato sera sulla strada provinciale del Nevegal, conducente ricoverato ma con pochi graffi. Vediamo in questo scatto appunto l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare l'automezzo. Fortunatamente lo avete sentito, nessun danno fisico all'automobilista. Ancora dal capoluogo, Belluno fra zattieri, dame e mercanti, un successo le visite guidate alla città. L'itinerario ha toccato diversi luoghi simbolici del centro storico. Siamo a pagina 7, tragedia avvenuta a Sette Ville, pranza con la famiglia, va in camera e si spara. Luigino De Bacco, 61 anni, zio del titolare dell'omonima azienda vitinicola, stava mangiando nella sua casa di Zermen, si è ucciso con una fucilata al volto. E un'altra tragedia avvenuta nella stessa giornata, in questo caso nel comune di Lamon, volo fatale dal Ponte Serra, muore insegnante 63enne. Sono dunque 5 ore le operazioni per il recupero del corpo di Renato Pante, 62 anni, di Lamon, insegnante di musica in primiero, che ieri verso le 9 è stato visto scavalcare il parapetto a valle del Ponte Serra, quello a sinistra per chi sale verso Lamon, e volare per una quarantina di metri fino al greto del torrente Cismon. Cambiamo argomento, siamo a pagina 8, notizia di carattere provinciale, entra nel recinto e sbrana 4 caprette, l'attacco del lupo spaventa il paese, il predatore si è rifatto vivo a Villabruna, siamo a Feltre nel cuore della notte, forzando la barriera elettrificata, non abbiamo difese, questa è la dichiarazione degli allevatori. Festa della patata, bilancio super, 5.000 presenze in 3 giorni, il presidente del comitato Garletta lascia dopo 22 anni, spero che i giovani continuino con lo stesso spirito.
Ponte nelle Alpi, poste, guasto al bagno dei dipendenti, chiude anche il camper. I lavori negli uffici di Viale Dolomiti avevano già reso inservibile la sede principale. La sindaca è intollerabile. Passiamo a Cortina, Alemagna, nubifragio sul controesodo, forte temporale in quota fa scattare i sensori sopra la frana, semafori rossi, traffico bloccato e lunghe code sulla statale 51, verifiche immediate dell'ANAS che dà di nuovo il via libera dopo circa un'ora, ma le previsioni meteo non sono buone. Sempre da Cortina, il Museo Zardini celebra mezzo secolo, patrimonio della cultura ampezzana, intitolato Al poeta dei fossili, aprì i battenti il 24 agosto del 1975, ora è un riferimento per esperti e turisti. E ancora da Cortina, vola per 40 metri, poi in bilico sul baratro, salvata da falco, turista americana si affaccia sull'inizio della ferrata del Nuvolao, cade e si ferma su un terrazzino instabile. Queste le principali notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo invece adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia la troviamo a pagina 13 ed è la seguente: sci alpino femminile, biglietti introvabili, sono in vendita solo con i pacchetti più cari. L'articolo è di Alessandro Micheli. Impossibile reperire ticket a prezzi di listino per assistere alle discese di Goggia & Co, incide l'incognita Cabinovia Socrepes. Approfondimento ovviamente riferito alle prossime Olimpiadi Milano Cortina 2026. Troverete i prezzi degli attuali biglietti rimanenti. Come potete vedere, i prezzi sono assai alti. Ma continuiamo con un approfondimento di Francesco Dalmas. La montagna piace ai giovani, nei paesi dove il turismo pesa di più, la fuga degli under 30 è diminuita. Ferrazzi, la bellezza non basta, diamo servizio e opportunità. Questa è la dichiarazione del direttore di Confindustria Belluno Dolomiti. Il direttore degli industriali punta sulla Dolomiti Innovation Valley. Il bellunese sarà un laboratorio di nuove periferie competitive. Continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, un fatto di cronaca a firma di Gigi Sosso, droghe sintetiche sempre più diffuse, turco consumo anche sul lavoro. Il responsabile del SERD di Feltre fa il quadro dopo gli ultimi sequestri, sono sostanze molto più potenti e pericolose di quelle naturali. Ce ne occupiamo anche se i numeri sono molto inferiori ad alcol ed eroina. E vediamo appunto in questo scatto Luigi Turco, responsabile del SERD di Feltre, a sinistra la sede del servizio dell'USL numero 1 e sopra un campionario di sintetiche. L'intervista vi aspetta a pagina 17 del Corriere delle Alpi. Stefano Vietina firma un articolo invece dedicato alla Madonna della Salute. Campolongo in festa tra fiori di carta e addobbi colorati. Siamo in Comelico, residenti e turisti hanno affollato la chiesa e le vie del paese. Per l'occasione le campane di San Giacomo sono state suonate a mano. E continuiamo con la rubrica Cultura e Spettacoli. Lo squalo 50 anni di leggenda. Nel 1975 Steven Spielberg realizzò un film che divenne record in cassi, previste 9 proiezioni dal 1 al 3 settembre per celebrare la ricorrenza. Ma dalla rubrica Giorno e Notte, prima al Giovanni XXIII, poi al MUT, applausi al Barbiere di Siviglia. Sabato spettacolo al coperto, ieri è tornato protagonista all'anfiteatro sopra Sossai. Il direttore artistico Menini ha vestito i panni di Figaro, Turrini regista narratore. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla patata, ad applausi, pienone alla festa dedicata ai sapori locali. E adesso passiamo allo sport. Prima di salutarci, notizia che ci porta in Nevegal, sport del lunedì, eccolo qui. Torniamo indietro perché era proprio all'inizio di questo speciale sportivo del Corriere delle Alpi. Adrenalina downhill, successo di pubblico nella tappa di Coppa Italia andata in scena ieri sul Nevegal lungo la Coca. I bellunesi Bacchetti e Borsoi tra i più forti. Ed ecco un primo piano di quello che è avvenuto domenica scorsa in Nevegal. Sempre dallo sport, calcio, seconda categoria, ecco tutte le rose, Folgorfarra e Ponte nelle Alpi, curling, KO del team Costantini alle Euro Super Series e ancora calcio Serie C, Dolomiti top e flop della sfida di Bergamo. L'approfondimento di tutte le pagine sportive vi aspettano appunto da pagina 28 a pagina 34 del Corriere delle Alpi. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'una ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.